Buona domenica, amiche, amici. Quarta domenica del tempo ordinario e naturalmente siamo in ascolto del Vangelo di Matteo. Siamo all'inizio del capitolo 5 e in questa quarta domenica dell'anno A, tempo ordinario anno A, noi ascoltiamo una pagina del Vangelo di Matteo che conosciamo, come spesso accade, fin troppo bene, una delle pagine più famose di tutta la Bibbia, è il testo delle Beatitudini. Quante volte l'abbiamo sentito? Troppe forse? Lo diamo per scontato? È possibile. Come interpretare questa pagina del Vangelo di Matteo? A mio parere c'è solo ed esclusivamente una chiave di lettura che ci consente un'interpretazione corretta. Sappiamo che questo è l'inizio del cosiddetto discorso della montagna che occupa 3 capitoli nel Vangelo di Matteo, 5, 6, 7, e tutto parte da Gesù che vede le folle. Vedendo le folle, Gesù salì sul monte. Già questo dettaglio ha un sapore, come spesso accade, no? Più teologico che geografico. Poi ci sarà stato un monte, certamente, un'altura, ma a cosa ci fa pensare? Gesù che sale sul monte e si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Tutto ci fa pensare che Matteo stia rievocando la scena nel libro dell'Esodo del monte Sinai, laddove Dio consegna le parole, consegna l'insegnamento, la Torah. Gesù qui assume la postura del maestro. Non solo sale sul monte, ma si pose a sedere, è la posizione tipica del maestro che insegna. E tutto questo però ci fa pensare a Dio, perché colui che dà l'insegnamento, le 10 parole, colui che sta sul monte e che consegna la sua gloria, il suo amore, la sua alleanza al popolo di Israele attraverso questa scena che ha per protagonista geografico la location del monte, è Dio. E questa è la chiave di lettura di tutto questo racconto delle Beatitudini. La chiave di lettura delle Beatitudini è Dio. Gesù è veramente colui che parla e che trasmette qualcosa nel nome di Dio. Questa ripetizione della parola beati, 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 a quale felicità allude? Ad una felicità che proviene dalla terra, che proviene dalla carne, che è un guadagno nostro, che è una prestazione nostra, come erano tentati di pensare certi maestri in Israele, no? Che avevano ridotto anche la stessa legge di Dio a opera dell'uomo, a prestazione umana. No, quel beati lì, che vuol dire felici, a me fa venire in mente Gesù che in un altro Vangelo, nel Vangelo di Giovanni, conclude tutta la sua vicenda proprio nel contesto di quella che noi chiamiamo l'ultima cena, no? Dicendo ai suoi discepoli: vi ho detto tutte queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. La mia gioia, dice Gesù, e la gioia di Gesù, non lo dimentichiamo mai, è la gioia del figlio che eredita la gioia che viene dal padre. E poi altri dettagli. Tutte le beatitudini hanno a che fare o con il passivo o con il futuro o con entrambi. Per esempio, saranno consolati quelli che sono nel pianto, passivo e futuro. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. I puri di cuore vedranno Dio, gli operatori di pace saranno chiamati figli di Dio. Sentite con questa ripetizione continua del passivo e del futuro. Quando c'è il passivo nella Bibbia, gli esperti ci fanno notare che lì c'è il passivo teologico, il passivo di Dio, è Dio che agisce.
Poi il futuro, nella Bibbia chi è il futuro nei testi biblici? È Dio. Dio quando annuncia il suo nome a Mosè lo fa con un verbo che andrebbe tradotto preferibilmente al futuro, no? Io sarò, io ci sarò, io sarò con te, io continuerò ad esserci e quindi il mio nome è la fedeltà a questo rapporto che c'è tra di noi. Le beatitudini annunciano veramente l'opera di Dio. Certi passaggi, ad esempio, beati quelli che sono nel pianto perché saranno consolati, beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Proviamo a leggere un testo del profeta Isaia che conosciamo bene, dove il profeta, è un testo messianico, considerato uno dei testi che annunciano tempi messianici. Non dimentichiamo che la venuta del Messia è veramente opera di Dio nella storia, è Dio che entra nella storia con colui che lo rende presente. Lo Spirito del Signore Dio è su di me, sentite la forza del Signore che agisce nella storia, perché il Signore mi ha consacrato con l'unzione, mi ha mandato a portare il lieto annuncio ai miseri, a fasciare le piaghe dei cuori spezzati, a promulgare la libertà degli schiavi, per consolare tutti gli afflitti, per dare agli afflitti di Sion una corona invece della cenere, olio di letizia invece dell'abito da lutto. Chi è che consola? È colui che viene nel nome del Signore. Quindi è chiaramente l'azione di Dio quella di consolare chi si trova nel lutto. Qui si fa riferimento proprio al pianto che nasce nell'esperienza del lutto. E il verbo consolare, non dimentichiamo, è il verbo parakaleo, da cui deriva la parola paraclito, che è il modo con cui si chiama nel Vangelo di Giovanni il consolatore, che è lo Spirito Santo, è lo Spirito che viene da Dio, no? Chi sono i puri di cuore? I puri di cuore perché vedranno Dio. I puri di cuore sono coloro che non sono idolatri, ma che hanno una relazione fedele e totalizzante con Dio. E la non purità, la non purezza nasce dalla non relazione con Dio, dal non essere in collegamento con Lui. Chi è il misericordioso? Si dice beati i misericordiosi. Chi è il misericordioso? Chi è colui da cui proviene la misericordia? Le viscere di misericordia, che sono viscere materne, secondo la Bibbia, secondo il linguaggio ebraico, sono le viscere di Dio. Il misericordioso è Dio e Gesù dirà: siate misericordiosi come il Padre, è il Padre che è misericordioso. Aver fame e sete della giustizia, da dove viene la giustizia? Chi è che è il giusto? Chi è che è la sorgente della giustizia? Dove si apprende la giustizia se non nell'ascolto degli insegnamenti, dei precetti, delle parole di Dio? Ecco, vedete che le beatitudini ci invitano ad acquisire una felicità che è al passivo, perché è grazia, perché è dono, perché non dimentichiamocelo mai, ecco, il compito principale del cristiano è la passività. Soltanto così possiamo diventare operatori di pace ed essere veramente attivi, costruttivi, generativi in questo mondo purtroppo segnato da un frangente storico molto difficile. Lasciamoci abitare dalla grazia. Vi auguro una buona domenica.